noi lagà, in edicola noi lagà, in bar noi lagà, dal beccano neanche! Oh, mi so anche stufa. Avevo speso 50 euro furia di comprare qualcosa per ogni negozio. Ma sei tu sicura che tuo figlio non abbia capito mai? Buongiorno signore, mi sbaglierò, ma il mio fiuto mi dice che voi state cercando una connessione con la fibra ottica. Maria calda che t'ho sentito! Bravo! Ma come fai a saperlo? Col mio fiuto, signore! Oh, signore, ma sei un fenomeno lui. Ma visto che sei così bravo, mi dici dove che potevo trovarti? Ma posso offrirvela io? Magari il campionario in là in Trento. E ora che varia caro per la bluette, che è più finita. Mi verde che sta ben col colore dei Ma tempi. di che colore che tu tende casa? Ma no, signore, mi sa che voi non avete molto le idee chiare. E voi siete molto conosciuti in paese, no? Diciamo più che altro, siamo noi altri che conosciamo tutti. Ma è a tie, baruffe, corni! Ma che ne dite allora di entrare nel mondo della connessione in fibra ottica e di diventare i nostri rappresentanti? Non vorreste lavorare per noi? Ciò se mi domanda lui che sei così distinto. Ma mi dia del tu, signora Fabella. Siamo anche quasi coetanei. Ciò che vi sentio. E sai il mio nome. E che ha anche detto che sono giovane e bea. Potremmo fidarci. Sì, Tasi, ascolta, potremmo cominciare subito? Beh, dopo un rapido briefing potete cominciare subito. E ora dai, femo sto griffin che scommisciamo. Minota parla come che te mani, che te finisci su tutta una capea anche a sto anno per via del tuo inglese. Perché c'hai la panca sto anno? Certo, il 25 di luglio presso la festa del pomodoro. Allora, signore, possiamo cominciare? Beh sì, dai, andiamo! Facciamo un applauso!